Da niente a troppo. Potrebbe essere questa la situazione del tiramisù di Marca che della Marca, almeno per il Ministero, non è più. Lo scippo, ovviamente con vista di parte da parte del vicino Friuli, ha avuto il merito di scuotere oltre che i portafogli anche le coscienze trevigiane. Così, dopo le colpe e le giustificazioni sul sorpasso della Venezia Giulia sulla capitale serenissima, ora è il momento delle varianti. Ovvero, se il Friuli ha in lista tra i suoi prodotti tipici il tiramisù, lo stesso dolce è prodotto DOP Veneto. Poi c'è chi fa il distinguo sull'albume ed infine, ed è l'idea di oggi, di abbinare così la tipicità del dolce alla città relativa. Al momento un fotomontaggio proposto su Facebook dal consigliere regionale Riccardo Barbisan e dal capogruppo della Lega ai 300 Mario Conte pare stia accumulando una discreta serie di mi piace. Un cartello che presto potrebbe essere discusso in giunta, al di là del fatto che la proposta arriva dall'opposizione, segno che il tiramisù è riuscito ad addolcire la politica. E che la composizione di savoiardi, caffè, mascarpone e cacao non sia né di destra né di sinistra, lo dimostra la proposta provocatoria di un onorevole che, pur essendo politicamente dalla parte della Serracchiani e da quella avversa rispetto a Zaia, suona molto come annessione del tiramisù. Ora cogliamo l'occasione del tiramisù per fare quello che la Costituzione prevede all'articolo 132, un bel referendum tra i veneti e i friulani per stabilire se vogliamo accorpare queste due regioni. A quel punto il problema del tiramisù è risolto perché è di tutti. Proposta ferragostana, evidentemente anche perché Mi auguro che la politica abbia anche altre cose di cui occuparsi più importanti.